Lo diamo come già approvato? Beh, è unanimità, Eh ha sì, fatto mi le pare che a meno che dichiarazioni. non succeda terremoti. Cataclisma. Buongiorno a tutti, allora siamo qui a presentare il PDL, scusate, ricominciamo, che numero è? 187? No? 182, scusa. Possiamo 182. iniziare? Buongiorno a tutti, siamo qui a illustrare il progetto PDL 182 che prevede la copertura finanziaria su un progetto che è il progetto del Museo del Vino, una legge che è stata approvata nel 2019, ma ora con questa approvazione, che ringrazio ovviamente tutto il Consiglio perché ho avuto anche l'appoggio della minoranza e questo vuol dire che l'idea è buona e l'idea è funzionale, soprattutto in una regione che è la prima d'Italia per produzione di vino e anche per turismo. Realizzare un museo del vino, oggi l'Italia è l'unico paese in Europa a non avere un museo internazionale, ce l'ha la Francia con Bordeaux, ce l'ha la Spagna con Vivanco, ce l'ha il Portogallo con Porto, l'Italia purtroppo oggi non esiste un museo internazionale. Noi stiamo lavorando per realizzarlo, diventerà, se riusciremo ad arrivare in fondo, io sono fiducioso, il più grande museo del vino d'Europa, che porterà sviluppo, economia, posti di lavoro, ma soprattutto farà conoscere un territorio, in particolar modo tutta l'Italia, ma in particolar modo l'Italia, il Veneto, scusate, che è una regione fantastica, che si trova in corrispondenza di due corridoi strategici, corridoio 1 e corridoio 2, che ha un lago di Garda che promuove ogni anno circa 30 milioni di presenze turistiche, perciò sarà sicuramente un successo. Ringrazio ovviamente i capogruppi, i presidenti di commissione che hanno approvato questa proposta di legge, ma in particolar modo il qui a mio fianco l'assessore Calzavara perché mi ha appoggiato, mi ha sostenuto, ha dimostrato che la Regione ci crede in questo progetto e io credo che oggi, dopo che la Regione ha fatto questo passo, anche lo Stato e il Comune di Verona dovranno fare il loro, perciò sono fiducioso che seguiranno quello che è stato fatto oggi nella Regione Veneto. Un progetto che ovviamente coinvolgerà tutte le realtà locali, lo sono già dentro la Fondazione Movi, le associazioni di categoria, i consorzi, le varie cantine del vino, l'università e tutte le realtà territoriali. Perciò un progetto che veramente porterà un grande sviluppo al nostro territorio. Prego, Assessore. Grazie Enrico, ti ringrazio per l'invito che permette alla Giunta di testimoniare la vicinanza a questo progetto fortemente voluto da Enrico, ma poi sostenuto da tutto il gruppo della maggioranza, ma poi da tutto il Consiglio regionale, a testimonianza della bontà dell'idea, della necessità che la nostra regione si doti di una struttura che possa rappresentarla a livello internazionale, così come altri grandi paesi produttori di vino fanno nel mondo. Le esperienze di Bordeaux, di Porto testimoniano come il Museo del Vino diventa uno straordinario momento di comunicazione e di conoscenza del territorio e quindi dei prodotti dell'agricoltura, dei produttori del vino e si coniuga anche con quella che è la capacità del nostro territorio di fare turismo e quindi quello che sono le nuove tendenze del turismo, in particolar modo il turismo esperienziale, dove la presenza nei nostri territori fa sì che sia messa sempre più come dire, alla ricerca di assaporare anche i prodotti del nostro territorio. E per l'esperienza che ho fatto personalmente, perché quando me ne parlava Enrico di questa cosa, ho voluto andare a vedere la Cité du Vin a Bordeaux e ti fa comprendere cosa vuol dire un grande museo del vino, che capacità di attrazione ha durante tutto il periodo dell'anno, quindi è un'attrazione destagionalizzata e naturalmente inserita in un contesto come quello veronese che vede una crescita costante di presenze turistiche che attraverso iniziative come queste potranno ulteriormente far crescere la capacità di attrazione e di visibilità del nostro territorio. Per far questo il percorso è lungo, non semplicissimo, però bisogna iniziare a dare le risorse adeguate affinché la Fondazione abbia la capacità di iniziare un percorso di visibilità, di sensibilizzazione, di conoscenza di quelle che sono le potenzialità di questo straordinario intervento. Poi c'è bisogno degli attori, in primis del Comune di Verona, e quindi io spero che il Comune di Verona comprenda
la forza di questa proposta, che naturalmente si inserisce in una presenza stabile del vino all'interno della città col Vinitaly, e che attraverso la realizzazione di questo museo potrebbe riuscire a generare dei flussi, come dicevo prima, di assoluto interesse. Da quello che mi pare di aver visto e intravisto, perché Enrico non si ferma soltanto al Museo del Vino, l'idea è che la collocazione di questo spazio venga inserito all'interno di un'area espositiva veronese, nella città di Verona, che possa dare una vera idea di una città che ha una pluralità di motivi per andarla a visitare. E quindi io spero che il Museo del Vino possa trovare le adeguate risorse, parliamo di milioni di euro, insomma non parliamo di centinaia di migliaia di euro, ma l'ambizione di Verona deve essere quella di realizzare un museo sulla scorta di quelli di Bordeaux, di Porto, perché le dimensioni del fenomeno del vino e le dimensioni turistiche della nostra regione hanno la necessità e l'obbligo di pensare in grande, e credo Enrico finora lo ha sempre fatto. Oggi è un ulteriore passo per arrivarci. Le risorse che mettiamo a disposizione sono 350.000 euro per 3 anni, proprio per creare le migliori condizioni affinché investitori e istituzioni credano in questo progetto e possano realizzare nel Veneto un'altra perla di cui esserne orgogliosi. Grazie e Grazie complimenti. Assessore. Ovviamente volevo ringraziare qui il collega Valdegamere, perché è uno dei consiglieri che ha sempre seguito e creduto in questo progetto, ma volevo anche ringraziare, che adesso daremo anche la parola, il Presidente della Terza Commissione Marco Andreoli, perché è la commissione che ha fatto da capofila al progetto che abbiamo approvato oggi all'unanimità, e che ovviamente ha seguito tutto l'iter fino ad arrivare al Consiglio. Prego Marco. No, grazie a te Enrico, io non dirò niente di nuovo, di sconvolgente, è già stato detto tutto anche in aula. È un ringraziamento che ti facciamo. In terza commissione il provvedimento è passato all'unanimità, questo la dice lunga di quanto sia condiviso e sia stato capito l'intento. Hai avuto il merito di cogliere un'opportunità, un vuoto, ecco, che avevamo a livello nazionale addirittura, e possiamo veramente adesso andare a colmarlo qui, in questa regione meravigliosa, prima che lo faccia qualcun altro altrove. Quindi sarà, sono convinto di questo, una cassa di risonanza per tutti i nostri territori, i nostri vini. Ne abbiamo una margherita da sfogliare che non finisce più, siamo la prima regione sotto tutti gli indicatori, quindi non solo di quantità ma anche di qualità. Si diceva prima le denominazioni, che siamo primi, abbiamo una storia millenaria. Io stesso vengo dalla Valpolicella, si faceva il vino lacinatico per gli imperatori romani, quindi per noi ha un connotato identitario indescrivibile, ecco, questo prodotto, e sono ovviamente molto contento che sia stata capita anche l'importanza della collocazione a Verona, perché proprio è da sempre un crocevia naturale di uomini, merci, di popoli, di culture, e continuerà ad esserlo, no? Perché non può essere così. Quindi semplicemente un luogo di passaggio, però con la forte connotazione turistica che ha, che altro non farà poi che irradiare persone che potranno poi visitare le aree più interne, dalle colline del Conegliano Valdobbiadene in poi. Ne abbiamo tante e potranno essere conosciute da chi ancora non le ha visitate e non le ha apprezzate. Quindi grazie Enrico, lunga vita al Moving, che sarà un'esperienza straordinaria per tutti noi e un vanto. Grazie. Grazie ancora e speriamo di arrivare quanto prima.